Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie per essere intervenuti a questo evento. Sono Francesco Marangon, apro io i lavori di questo incontro perché faccio da portavoce da parte di chi lo ha promosso e spiego un attimo il contesto in cui si colloca, e cioè abbiamo organizzato questo evento con un sottotitolo. Il titolo è Etica ed Economia, come tutti credo sappiate, ma ha anche un sottotitolo che è un confronto tra esperienza sul campo e progetti didattici. Questo incontro quindi vuol mettere vicino delle situazioni diverse, ma che intersecano un tema così sfidante e importante come quello dell'etica ed economia. Aggiungo solo per adesso che questo evento è stato da noi collocato in questa data perché in questo periodo, anche quest'anno, un'associazione che opera dal 2016 in Italia, e cioè l'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, promuove, come ogni anno, un Festival dello Sviluppo Sostenibile che nell'edizione 2026 si colloca in questo periodo, dura 17 giorni, che sono in corrispondenza ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile. E come università ogni anno abbiamo cercato di promuovere vari eventi attorno a questo contesto che è nazionale, tra cui c'è anche l'incontro di oggi, uno che abbiamo organizzato seminariale all'interno di un corso che teniamo presso il Polo di Agraria domani. L'incontro di oggi è anche patrocinato dalla Rete di Università per lo Sviluppo Sostenibile, nata anch'essa nel 2016, quindi 10 anni fa, di cui l'Università di Udine fa parte, e poi, e questo è il motivo per cui adesso passo subito la parola alla collega che molto gentilmente ci porterà il saluto a tema. Questo evento si inserisce anche, il numero 6 ritornerà anche in altri momenti in varie forme, in occasione del 40° che oggi si chiama Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, celebra, ma è diciamo la presenza di Economia a Udine che viene celebrata oggi. Quindi chiedo alla collega professoressa Marina Chiarvesio di portarci il suo saluto in quanto delegata del direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche per la didattica. Grazie Francesco. Sì, io da parte mia porto il saluto del direttore, del professor Vidoni, che oggi non poteva essere qui, e cogliamo con piacere questa iniziativa che si colloca appunto nei 40 anni del Dipartimento, insomma, che è nata come facoltà. E lui appunto uno poi rievoca anche delle cose, tra cui questo progetto di etica ed economia, quindi un tema sicuramente tremendamente, mi verrebbe da dire, attuale, che ha visto però insomma 20 anni fa ormai, proprio a partire dal 2006-2007, quindi celebriamo anche il ventennio di questa iniziativa, di questo corso di etica e economia che voleva portare al tempo già questa sensibilità tra gli studenti, no? Quindi un tema assolutamente importante, quindi ci fa piacere oggi poterlo discutere, ma anche dall'altro lato ricordare, e quindi ringrazio Gian Maragò, insomma, che ha organizzato questo evento, e poi l'autore del libro che ci consente poi anche di discutere oggi di questi temi, Anima Impresa, con cui c'è appunto una collaborazione molto ampia anche con il Dipartimento su tutti i temi della sostenibilità, e poi i colleghi che al tempo hanno costruito e lavorato su questo corso e che poi discuteranno e porteranno la loro esperienza, lo stesso professor Marangoni, professor Belsacco, professoressa Compagno e la professoressa Robbio. Quindi grazie a tutti, anche appunto di nuovo da parte del direttore, buon lavoro. Grazie Marina, grazie. Grazie alla professoressa Chiarvesio per queste sue parole, e come avete sentito appunto c'è anche una partnership importante che abbiamo messo in fondo, ma per un motivo preciso, che è Anima Impresa, qui rappresentata dal vicepresidente, a cui poi al momento previsto dal programma daremo il microfono e la parola. Bene, allora entriamo nel primo
momento di questo incontro che segnalo stiamo anche registrando perché abbiamo un canale specifico su YouTube dell'Università degli Studi di Udine che ci permette di depositare un po' la logica del libro che adesso andiamo a conoscere, alcuni aspetti che ci presenta, e depositiamo in questa importante collocazione che permette poi di mantenere questi momenti e queste parole che diciamo nel tempo e visibili e anche ascoltabili nel futuro. Allora, l'incontro nasce, come dicevamo, innanzitutto dalla possibilità che questi mesi, più di un anno ormai, credo, no? Che sia in circolazione una importante, titolo molto impegnativo, ma ci sono i motivi che adesso sentiremo dall'autore, che è appunto Daniele Damele, che è Etica ed Economia, una raccolta di un centinaio quasi, o più o meno, no? Di interventi che il dottor Damele, adesso due parole di introduzione perché l'esperienza, la storia, l'attualità dell'impegno di Daniele Damele è veramente molto articolata. Ha avuto diversi ruoli, diciamo che responsabilità gestionali, no? Manageriali, perché anche un ruolo da cui subito parto, anche se forse sarebbe il punto, è questo della responsabilità, la presidenza di Federmanager Friuli Venezia Giulia, che è stata di recente confermata l'anno scorso, se non ho visto male, e quindi questo già denota una storia professionale importante che direi ha avuto come ambito privilegiato di collocazione quello del settore pubblico. Infatti, così questo incontro anche toccherà corde anche personali ogni tanto, inizio da questa, e ho avuto l'opportunità, la fortuna di incrociare il dottor Damele almeno soprattutto in due occasioni. Una quando alla provincia di Udine c'era la presidenza Strassoldo e quindi facemmo alcuni lavori in quel contesto, e se non ricordo male eri vigente in quella organizzazione pubblica, varie collaborazioni, fra cui uno studio che feci con il professor Manfiller e il professor Ciorolin sulla questione della provincia del Friuli. Era questa comunità del Friuli che aveva in piedi in quel periodo. Ma la seconda esperienza, ancora più vicina alla mia area professionale, è stata quando sei stato all'ERSA, l'ente regionale per lo sviluppo agricolo e rurale, ed è, credo sia la parte conclusiva della tua esperienza professionale, no? L'ERSA, e quindi ci siamo incrociati anche in quel contesto. Attualmente il dottor Damele ha anche un ruolo importante, quindi lo ringrazio doppiamente per essere qui, perché ha anche degli impegni importanti che lo portano fuori dalla regione, a Roma precisamente, come presidente del FASI, che è una struttura sempre legata al circuito Federmanager, no? È un fondo, non un fondo di integrazione, di evidenza integrativa, diciamo così, o comunque ci spiegherà eventualmente, no? Poi ha avuto anche, fino a poco fa, un altro ruolo importante, quello del segretario CIDA perché ho scoperto che sono i finali là, quindi giusto, della CIDA, Friuli Venezia Giulia, no? Passato il testimone da poco, se non ho letto male, sulle notizie che ci sono ormai. Ma fra le altre cose ha avuto anche esperienze molto interessanti nel mondo, diciamo, dell'impegno collegato al mondo del non profit, del volontariato, ma anche della docenza universitaria. Poco fa mi confermava il fatto di essere stato anche docente presso il corso di laurea delle relazioni pubbliche di un corso che si è chiamato Etica e Comunicazione. L'etica anche lì aveva la sua importante presenza. Quindi esperienze di commissario in alcuni comuni, commissario straordinario in alcuni comuni del Friuli Venezia Giulia, quindi una persona che ha attraversato molte esperienze regionali e non solo, dove ha potuto anche toccare con mano il tema di cui oggi parliamo. E non a caso
quando nel 2014 conclude la sua esperienza. Internet è formidabile per le informazioni, quindi spero siano anche giuste, ovviamente, perché tu ti sei occupato anche di internet e delle questioni legate all'importanza e all'uso consapevole di internet. Spero di essere stato un utilizzatore consapevole di internet nel ricostruire queste informazioni. Eri direttore della pubblicazione periodica della Camera di Commercio allora di Udine economica. E finita quell'esperienza ti venne subito proposta l'idea che poi è alla base di questo libro. Ma su questo passaggio mi fermo perché mi piacerebbe che ci fosse una tua iniziale introduzione di come nasce questa pubblicazione fra le varie che hai fatto. Allora, innanzitutto grazie al professor Marangon perché mi ha ricordato anche delle cose che mi ero anche dimenticato. È un classico. Molto molto bene. Mi fa piacere qui in sede universitaria essere qui proprio perché il professore ha ricordato anche una figura di una persona che non c'è più, il professor Strassoldo, già rettore di questa università, e devo dire che quando io ero in provincia lui portò tanti docenti universitari in provincia a collaborare, a realizzare una serie di iniziative, e quindi credo che fu una delle tante intuizioni positive che ebbe all'epoca. Quindi questa era una cosa che francamente non ricordavo e che mi piace appunto sottolineare e che è stata ovviamente parecchio tempo fa. La domanda è subito la risposta. Camera di Commercio di Udine, con la presidenza Valduca, mi chiede di assumere la direzione del mensile Udine Economia, poi arriva il presidente D'Apozzo, che lo è tuttora, presidente che mi chiede di rimanere e mi conferma alla direzione di quel mensile. Poi io assumo anche altri impegni, altri incarichi, e gli dico si potrebbe passare la mano, eccetera, eccetera, e lui mi dice sì, va bene, dammi qualche mese di tempo per provare. Dopo 3 mesi mi dice va bene, passiamo la mano, passa la mano ad un altro collega giornalista per la direzione, però mi farebbe piacere, visto che dipende dal direttore fare l'editoriale, che tu continuassi a scrivere su temi etici, no? Una volta al mese. La direzione è certamente impegnativa, un articolo al mese non lo è, ti chiedo appunto di farlo. E lì è nata appunto la rubrica. Poi il mensile, con la fusione tra la Camera di Commercio di Udine e Pordenone, è diventato non più Udine Economia, ma App Economia, Udine, Pordenone, Economia, ovviamente, e io ho continuato, come sto continuando tuttora, a scrivere, non tutti i mesi, perché qualche volta salta per problemi di spazi, ma tuttora scrivo. Allora, l'anno scorso ho pensato di raccogliere gli ultimi 10 anni di questi articoli e raccoglierli per farne appunto un libro che ho edito online. Infatti il libro è edito online sul sito Keep On. Ho aderito a questo Keep On perché permette a chiunque di potersi registrare gratuitamente, e una volta registrato ti puoi scaricare tutti i libri che sono pubblicati online. E questo per me è un dato bello, che appunto amplia e che soprattutto mette online, in rete, qualcosa di positivo rispetto alle tante negatività che purtroppo troviamo online, comprese varie fake news e tutta una serie di altre realtà. Quindi ho realizzato alcune copie, pochissime, cartacee, no? Che oggi ho portato qui in omaggio ai relatori, in maniera tale di poter avere anche comunque un qualcosa di toccabile con mano. A molti piace ancora, io sono tra quelli, leggere il libro appunto cartaceo e non online, però bisogna adeguarsi ai tempi, e quindi poi anche un problema di costi. Online costa evidentemente molto di meno rispetto alla stampa cartacea. Quindi questa è stata la realizzazione appunto del libro. Molto interessante il fatto anche che ti sia stata proposta una rubrica
su una house organ di una Camera di Commercio, quindi nell'espressione ancora presente del mondo imprenditoriale, insomma, di un certo tipo, è stata una cosa veramente molto particolare, anche perché è un tema veramente da far tremare i polsi, no? Etica ed economia. Fra l'altro il libro mi ha così, quando ho visto il titolo, rimandato subito ad una delle letture che all'epoca studente o neolaureato più o meno di economia a Trieste avevo affrontato, perché era uno dei temi che da subito mi avevano affascinato nell'approfondimento degli studi economici, ed è il libro di Amartya Sen, che si intitola Etica ed economia, ed risale, ho visto prima, agli anni 80, l'originale è del 1997, quindi sta per celebrare i 40 anni da quel ragionamento molto importante. Quindi ritorniamo dopo decenni a parlare di questo tema, e siamo qui oggi nel 2026 a farlo ancora una volta, perché la domanda di fondo che rimane di fronte ad una questione del genere è se questo abbinamento sia più possibile o meno. Ogni tempo, ogni epoca riapre questa questione, perché ogni epoca credo che riponga la tematica della unione o della separazione di tutto ciò che sta dietro a questi due termini, di tutto ciò che sta dietro, per esempio, alla questione che all'etica possiamo abbinare al termine mercato e a tutto ciò che comporta, e all'economia, e all'etica tutto ciò che riguarda il sistema dei valori. Ma tutte le varie crisi che si sono succedute, gli articoli iniziali, che sono appunto del 2014, partono dal tema della crisi, che era quella del 2008, e su cui si stava progressivamente uscendo. È molto particolare leggere questi articoli, perché è chiaro che sono articoli, questo libro entra in una capsula del tempo, così viene definito questa esperienza editoriale, perché sono frutto del tempo in cui sono. E ci sono quegli articoli di fine anno in cui tu ripetutamente ti auguri che l'anno successivo possa essere migliore, o che frota. A un certo punto questi Etico e Natale un anno intero, che sono dei titoli che vedo qui elencati, e questa visione auguri per un 2016 etico, e ogni volta, ahimè, diciamo che gli auspici che quei pezzi, quegli articoli di fine anno erano giustamente presenti, trovano sempre qualche ostacolo poi in situazioni tra quelle che attraversano questo periodo. Come è chiaro, immaginare 2014-2024 c'è il lockdown, c'è il periodo del 2020, il drammatico momento della pandemia. Ma quello che è interessante far vedere da una lettura trasversale, diciamo, di questi tuoi interventi, è che una sottolineatura che gioca sui due termini del titolo è che le crisi, diciamo, usiamo ormai un plurale anche in questo periodo relativamente breve, non è stata solo economica, ma prima ancora è una crisi etica. Cioè, questo mi pare, non so se sei d'accordo con questa lettura che si può dare di questi tuoi articoli. Cosa ne pensi di questa? Sì, senz'altro, parte un po' tutto da lì. Allora, io sono solito ripetere che etica ed economia sono due facce della stessa medaglia, in quanto sono del tutto convinto che senza un approccio etico alla gestione dell'economia, del mercato, delle industrie e di tutti i settori produttivi, diventano una diseconomia, non si va da nessuna parte. Poi sono solito subito precisare che il profitto non è una parolaccia, il profitto deve esserci e deve essere perseguito e realizzato. È evidente che però non si può pensare al profitto ad ogni costo. Il profitto deve essere realizzato nel rispetto delle regole da parte di tutti.
Se noi pensiamo, per esempio, al settore della moda, a qualche servizio che ciclicamente viene riproposto da qualche trasmissione televisiva del cosiddetto giornalismo d'inchiesta, ma per fare un esempio ne potremmo fare tantissimi altri, ci rendiamo conto che lì l'etica non si sa neanche che cosa sia, non si sa neanche da dove possa entrare, no? Allora è questo il dato importante. Dopodiché le crisi avvengono sulla base, dal mio punto di vista, delle decisioni degli uomini, perché se gli uomini e l'uomo non decidesse di attuare determinate scelte, quelle azioni non verrebbero compiute e non ci sarebbero delle reazioni di un certo tipo. Questo vale sia per l'economia che nel sociale, che in politica, che in tutto il nostro mondo. Quindi questi sono dati molto rilevanti e importanti, perché i principi etici li sappiamo benissimo tutti. I valori, ognuno ha i suoi, e sfido chiunque a dire che ci sono valori più o meno importanti. Ognuno ha i suoi valori, ogni religione ha dei punti di riferimento e sono quasi tutte, se non proprio tutte, molto rilevanti e importanti e portano ad avere comunque determinati aspetti importanti all'interno di ogni religione, all'interno di ogni realtà. Allora, se noi abbiamo le carte dei diritti, abbiamo le carte per come si deve realizzare un qualcosa, torniamo a bomba all'economia, far sì che il profitto ci sia ma non ad ogni costo e che quindi ci sia un operoso benessere generale, per cui l'imprenditore che rischia al suo compenso, il manager che attua delle decisioni e mette in pratica determinati aspetti, ha i suoi ritorni e anche stipendiali per la responsabilità, l'etica della responsabilità che ne deriva di un certo tipo, ma anche i lavoratori, anche gli impiegati, tutto il sistema deve essere valorizzato in una determinata forma e quindi il profitto deve servire a garantire un operoso benessere dal usciere all'imprenditore, dall'ultimo assunto a chi è lì da 40 anni. Quindi per tutti ci deve essere questo aspetto. Io sono convinto che il dato dei riferimenti scritti, valoriali, etici ci siano tutti e siano anche sufficientemente ben spiegati. Hai citato prima un autore, ce ne sono anche altri, no? Sono ben spiegati, eccetera. Il problema, secondo me, il dramma, è che non si passa dalle parole ai fatti. Questo è il problema ed è questo al quale noi dobbiamo tendere e richiedere ad ognuno di noi. Dopodiché molti mi fanno la domanda, sì, ma allora come si fa? Perché lui? No, perché lui. È vero che lui non sta avendo un comportamento etico, ma prima di arrivare al perché lui, perché l'altro, vediamo di farlo noi con noi stessi, perché se ognuno nel proprio microsistema, nel proprio orticello, nel proprio ambito riuscisse ognuno di noi, che vuol dire tutti, ognuno di noi a porre in essere delle relazioni, dei rapporti, dei comportamenti etici e valoriali di livello, il perché lui cade. Non esiste più e se ce n'è uno, due, tre che si comportano male siamo una massa che dice no, per favore fatevi da parte perché non state rispettando quello che sono determinati aspetti. Invece io noto che c'è una grande difficoltà a passare dalle parole ai fatti. In questo, concludo su questa risposta, deve essere un pourparlers e non deve essere né un comizio, tantomeno una lezione. Quello che io dico, per esempio, è che l'industria non può limitarsi più ai cancelli della propria fabbrica e occuparsi di tutto quello che accade all'interno della fabbrica. Deve aprire i cancelli, uscire nel territorio e occuparsi di quello che succede nel territorio, in primis rispetto a quello che ciò che viene realizzato all'interno della fabbrica deriva e va nel territorio. Un esempio di cui parlo spesso è quello della Fincantieri. La Fincantieri è un gioiello
è un modello, è una realtà che porta degli utili molto elevati, ha delle commesse per tanti anni, quindi chi lavora lì sa che andrà in pensione, che la Fincantieri continuerà avanti, non ha problemi di cassa integrazione e non ha altri tipi di problematicità. Però nel momento in cui per migliorare il profitto io abuso di quello che è il subappalto, l'appalto e il subappalto, i lavori interinali, dobbiamo dirlo, probabile, possibile, forse, caporalato, tutta una serie di realtà che mi portano a ridurre il costo della manodopera e quindi ad avere maggiore profitto, ma a riversare sul territorio una situazione di grande difficoltà, e questo non è più etica. Questo non è più etica con l'economia. L'imprenditore, il manager che lavora in Fincantieri deve aprire i cancelli della fabbrica, andare a vedere quello che succede nel territorio e magari avere un utile anche un po' più ridotto, ma avere una politica occupazionale di un certo tipo che possa essere favorevole a un territorio che deve poter vivere al meglio. Io non voglio fare sensazionalismo, parlare di cose che non so, eccetera. Io rilevo che lì c'è una manodopera più che altro straniera, no? E questi sono dati statistici, quindi è indubbio, per cui io non sto parlando male di altro, di quelle cose. Ecco, domandiamoci, perché dopo, anche la scorsa settimana, ho partecipato ad un convegno che era sull'attrattiva da parte dei datori di lavoro, anche lì c'era l'università, fatto col professor Marco Sartora un'indagine, eccetera, e tutte così. E allora domandiamoci perché si ricorre al lavoro straniero e non al lavoro appunto degli italiani, no? Ecco, e questo è un dato. Se a questo si risponde perché ci costa di meno, no? Ecco, io questo reputo che non sia altamente etico. Allora, i giovani che vanno via, dopo i dati sull'occupazione, l'attuale governo dice che abbiamo mai dati così meravigliosi sull'occupazione, eccetera. Statisticamente, essendomi occupato di statistica agraria, direi che bisogna un attimino andare addentro ai dati e non leggerne solo uno superficialmente, eccetera. Quindi bisognerebbe capire, perché se di pari passo è vero, come ci si lamenta, che i giovani laureati anche in questa università, come nelle nostre università, poi escono dall'Italia e vanno altrove, noi questa domanda dobbiamo porcela. Perché lo fanno? E una persona, e chiudo, che secondo me qualcosa ci azzecca sotto questo punto di vista, Federico Rampini, no? Non sbaglio il nome perché la scorsa settimana ho sbagliato il nome, ho detto Alvise Rampini che invece è altra persona che lavora e opera qui, no? Federico Rampini, no? Ecco, disse, insomma, possiamo costruire, fare tutto quello che vogliamo, parlare di tutto, alla fine dobbiamo pagarli di più. Provate a pagarli di più e forse restano qua. Allora, quella sono d'accordo che non è esaustivo, che può non essere tutto, ma iniziamo da lì e poi vediamo anche tutto il resto, perché forse è un inizio di una certa soluzione. Grazie, hai affrontato già alcuni aspetti su cui ti avrei portato, ma va benissimo. No, anzi, quindi va benissimo perché per esempio... ci siamo preparati. No, ma quello sì, ma quello no. Se no, e rende un po' più fresco e immediato il tutto. Fra l'altro sono andato a curiosare Apple qui, Economia, come si chiama la rivista in cui è nata la rubrica di Damele, il numero di aprile 2026 ha in prima pagina Giovani e futuro. Partire, restare, tornare. Vedo che quindi i temi. Fra l'altro ho fatto una cosa, qui non c'è intelligenza artificiale, semplicemente siccome mi ha mandato il PDF sono andato a cercare le parole che hai usato maggiormente in questi. E la parola, dopo etico, ovviamente etico, non è economia, anche perché la parola economia poi negli articoli si diciamo suddivide in vari temi, lavoro, mercato, imprese, no? Diventa.
mentre la seconda parola con 176 è futuro. Cioè tu veramente, regolarmente hai insistito in questi interventi, 10-11 anni di rubrica, su questo tema che adesso hai spontaneamente fatto capire e fatto emergere. Questa attenzione appunto alle generazioni future, che fra l'altro mi piace sempre ricordare da pochi anni, con la modifica costituzionale del 2022, abbiamo avuto, assieme a quella dell'articolo 41 sulla libertà d'impresa, fra l'altro, la modifica costituzionale che non ha avuto bisogno di referendum, di diatribe più di tanto, è andata via liscia. L'articolo 9 parla proprio dell'attenzione come principio fondante della nostra Carta Costituzionale alle future generazioni, no? Quindi questo è il concetto di sviluppo sostenibile poi che entra in gioco. Ci sono alcuni altri temi che mi piaceva esplorare assieme a te su quello che hai raccontato fra i tanti, perché non si può ovviamente toccare tutto quanto è emerso da questa carrellata interessante di riflessioni. Fra l'altro sono quel genere di letture interessanti perché, data tu sei giornalista, il fatto di avere dimensioni costrette e limitate, diventa poi una lettura, fra l'altro, che puoi anche incrociare saltando di epoca in epoca, molto interessante. C'è un elemento su cui volevo appunto chiederti una lettura anche alla luce dell'attualità. Dicevo prima che la rubrica nasce in un'epoca in cui c'è ancora l'onda lunga della crisi. Uno dei temi che poi magari anche riprenderemo nella parte successiva dell'incontro è quello della questione della finanza. Uso questo termine per aggregare varie cose. C'è di una finanza che, con alcune citazioni, tu anche citi parole di personaggi anche locali importanti che hanno fatto anche costruito il tuo percorso anche professionale, citando questo problema della finanza sganciata dall'economia reale. No, questo sganciamento è un problema decisamente che ha a che fare con una lettura etica, insomma, no? della questione. Ecco, questo mi pare un tema anche che ti pregherei un po' di riprendere, di raccontarci a modo tuo in questo momento. La crisi del 2008, e io quando è arrivata feci una lunga chiacchierata con Adalberto Valduga, all'epoca appunto era, come ho detto prima, presidente della Camera di Commercio, preoccupato dell'arrivo di questa crisi. Si passò un intero pomeriggio insieme, raccolsi molte impressioni sue. Lui poi era solito farmi anche tante domande, chiedermi anche, bontà sua, dei consigli sull'aspetto comunicazionale, giornalistico e quant'altro. Ma dico questo perché Valduga mi disse in quell'occasione, 2008, ripeto, no, una frase che è rimasta scolpita nella mia testa ed è del libro. No? La finanza vuole andare per conto suo e non basarsi più sull'economia reale. Quindi si sgancia dall'economia reale e diventa un gigante di carta, destinato appunto a dissolversi. Come un progetto proprio e nel 2008 questo avviene. Quindi c'è questo tipo di problematicità forte rispetto appunto ad una finanza che vuole andare secondo il suo con le proprie gambe. La finanza non può avere altre gambe se non quelle dell'economia reale. E anche quando arriviamo subito a bomba al 2026, nel momento in cui noi vediamo gli utili delle banche, gli utili di determinati soggetti finanziari, che sono utili pazzeschi, sono utili, non so contare più a quante cifre, tanto sono elevati, eccetera. E da quelli raccogliamo i momenti di difficoltà nelle quali siamo, perché ci sono momenti di difficoltà andando alla pompa del benzinaio a fare il rifornimento, eccetera, eccetera, eccetera. Un'inflazione che è dichiarata, a proposito di statistica, di un certo tipo. Se poi vai a quella del supermercato parliamo di altro tipo di inflazione, basta vedere i prezzi dei prodotti come salgono, eccetera. Allora, quelle realtà
danno pochissimo e aiutano pochissimo come extra profitti, come tassazione ai vari stati, compreso lo Stato italiano, quando invece dovrebbero in primis essere quelli che, avendo più utile, come in una famiglia. Se in una famiglia c'è una persona che per ragioni varie ha degli introiti maggiori rispetto ad un altro, si occupa di spendere di più in quella famiglia, si occupa di farsi carico di spendere di più. Dopo, nelle famiglie giuste ti dicono no, ma frega, eccetera, no? Perché sono talmente oneste che ti chiedono anche di non fare. Ma invece io sento questo tipo di necessità e sento che la finanza dovrebbe fare questo. E poi la finanza dovrebbe fare un altro aspetto. Quando c'è... in Italia noi abbiamo pochissime grandi imprese e abbiamo uno stracarico, il 95%, di piccole e medie imprese. Noi dobbiamo cercare di far crescere e far diventare più forti e grandi queste piccole e medie imprese, no? Questi sono dati che ho più volte visto in Confindustria, in quanto il FASI, cui facevi riferimento prima, è un fondo di assistenza sanitaria integrativa, è il fondo di assistenza sanitaria integrativa di Confindustria e Federmanager. Quindi tutti i manager delle imprese private industriali che sottoscrivono quel contratto sottoscritto da Confindustria e Federmanager hanno diritto ad avere appunto l'assistenza integrativa col FASI. Allora, avendo l'opportunità di dialogare molto con Confindustria, mi interessa anche di altre cose al di là della sanità integrativa e vedo determinati dati sulle imprese, eccetera, tutto. Allora, la finanza non dovrebbe creare difficoltà a piccole e medie imprese che abbisognano di fondi per fare investimenti, creare occupazione e andare avanti positivamente nella loro attività. Non dovrebbero creare problemi, non dovrebbero creare tutta una serie di burocrazia che alla fine impedisce quasi, no, l'ottenimento di un mutuo, di un finanziamento. Meritevoli sono, per esempio, sotto questo punto di vista, alcuni interventi pubblici, no? Qui abbiamo chi è stato anche il Mediocredito, no? Ecco, quelli sono estremamente meritevoli, in Friulia, estremamente meritevoli quegli aspetti, però è sempre il pubblico che va. Il privato deve essere più fortemente motivato ad aiutare. E io dico questo anche, perché all'interno delle banche, delle finanze, non si creano gruppi di persone capaci, dal neolaureato al manager in pensione, che magari l'imprenditore che magari ha passato la mano, che può dare consigli a altri. Gruppi di lavoro che affianchino le banche per poter dire sì, lì diamo dei finanziamenti perché lì abbiamo verificato, stiamo aiutando e facciamo un percorso insieme, no? All'imprenditore e ti aiutiamo oltre che economicamente anche dal punto di vista del supporto gestionale, organizzativo, strategico. No, perché questi sono dati rilevanti che farebbero crescere molto l'impresa. La finanza io la vedo troppo rivolta ad un obiettivo del proprio utile di fine anno e poi trimestrale, semestrale e via discorrendo. E questo secondo me è un po' un male che appunto dovrebbe essere corretto. Molto interessante. Volevo portarti adesso, poi magari chiudiamo così, poi tu rimani e quindi nella seconda fase sei sempre coinvolto con un dialogo con chi arriverà su questo tavolo dei relatori. Ma volevo approfittare del fatto che in particolare in questo periodo, ma da sempre un po', tu hai avuto una visione sia nazionale che locale, anche se hai operato in sede regionale, certo, no? In questo momento, come dicevo all'inizio, hai anche un ruolo da un po' di tempo nazionale che ti porta anche a stare a Roma. Per noi, sai, qui tanto a destra, se uno va a Roma vuol dire che ha la conoscenza delle cose complicate dello Stato. Ecco, anche alla luce di questa esperienza, nel tuo percorso che hai raccolto in questo libro, parli più volte, e anche questa è una parola che viene fuori ovviamente molto spesso, del nostro territorio, della nostra realtà, del Friuli, della particolarità di una sorta di modello. Questo è un termine che nelle ultime settimane ovviamente è ritornato in auge, il modello Friuli, perché abbiamo avuto questo momento triste celebrativo dei 50 anni dal terremoto,
e che per noi anche per noi parlo come Università di Udine, in cui ti vorrei pregare di chiudere questo colloquio, questo dialogo, proprio parlando di questa realtà, di questo territorio, all'interno del quale anche si colloca questa università. Quindi la realtà economico-imprenditoriale, finanziaria è l'università di questo territorio. Rimane dell'idea, se tu dovessi adesso scrivere un pezzo, supponiamo che riapriamo la rubrica etica ed economia e ti chiediamo di partire da una riflessione su questa realtà regionale, no? Perché glielo dico? Perché il primo articolo che fece nel febbraio del 2014, se non ricordo male, fu sulla Solari. Il primo articolo che hai fatto di etica ed economia, che è il primo anche che apre il libro. Quindi proprio hai preso una situazione emblematica che fra l'altro Friuli ha con lui, se non ricordo male, internet con poi risultati che porti ad esempio come risultati virtuosi, cioè un intervento pubblico. Ecco, oggi cosa scriveresti dopo questa esperienza che hai? Non so se è una domanda che ti complica la vita, però vabbè. È bellissima, mi piacerebbe parlare tantissimo, ma sarò brevissimo proprio su questo. Allora, la domanda è stupenda. Io sono innamorato di questo territorio, le voglio un bene dell'anima. Il mio libro è dedicato a mia moglie, Alessia Benis, e io sono innamorato, oltre che di lei, del Friuli, no? e di questa terra. E cerco spasmodicamente in ogni anfratto, in ogni realtà, eccetera, cerco di cogliere appunto le tante positività che ci sono. Dopodiché apprendo anche tante cose sul carattere del friulano, eccetera, perché io non sono friulano, io sono nato in Campania. Poi i miei genitori si sono trasferiti in Sardegna, dove nacque mia sorella, poi a Treviso, e sono arrivato a Monfalcone a 14 anni. Dopodiché, scuola media superiore, Università di Trieste, con laurea e dottorato di ricerca, e poi il trasferimento con trasordo alla provincia di Udine. E da qui il mio innamoramento appunto del Friuli, che considero la mia terra e mi considero friulano. Perché? Perché comunque è la terra dove ho vissuto più di qualunque altro tipo di realtà, ma proprio perché appunto secondo me il Friuli ha tanto da poter dire, ha tanto da poter porsi ad esempio per quanto riguarda altri tipi di realtà. Perché facevi riferimento a Roma? Bene, Roma è meravigliosa. È la città eterna, il Colosseo è a Roma. Ogni volta che in auto torniamo per andare all'aeroporto e che passiamo, alziamo gli occhi, vediamo il Colosseo, cosa c'è di più bello da vedere di queste meraviglie incredibili, no? Che a Roma, eccetera. Però a Roma c'è, secondo me, un fallimento, ed è il fallimento della meritocrazia. E non faccio una pausa a caso, perché purtroppo ho la sensazione che quel tipo di fallimento della meritocrazia, appunto, si sia espanso un po' anche, ovviamente quando si espande non è come al centro, ce n'è di meno, però si è espanso un po' in tutta Italia e forse anche in alto a destra, purtroppo. No? E questo dovremmo essere molto, molto attenti, perché il merito è un dato rilevantissimo, è un dato importante che dovrebbe essere messo. Tanto è vero che se mai scriverò ancora un libro, ne ho fatti 12, se mai scriverò ancora un libro lo farò proprio sul discorso del merito e della meritocrazia, perché credo che sia uno degli aspetti più rilevanti non realizzati nel mondo, probabilmente. Io sono andato in giro come tutti noi, un po' in giro per il mondo, ma poco, non tantissimo, quindi non posso permettermi. In Italia molto di più. Ho fatto il calcolo alcuni anni fa, ho visitato tutte le regioni italiane, no? Sono stato almeno una volta in tutte le regioni italiane, quindi questo mi concentro di più sulla nostra realtà. Quindi questo è un po' il dato, per cui anche il riferimento che hai fatto del modello della ricostruzione del Friuli, inattuabile oggi in qualunque parte, probabilmente
anche da noi in attuale, derivante dal fatto che, non possiamo negarlo, abbiamo avuto aiuti e fondi veramente molto importanti, prolungati nel tempo. Da giornalista, dopo 20 anni, seguivo le cronache del Consiglio regionale, il rifinanziamento della legge sulla ricostruzione. Dopo 20 anni era ancora rifinanziata per sistemare o aiutare, agevolare, no? Più che risistemare, perché tutto era stato risistemato, no? Determinati aspetti. Che cosa viene chiuso dell'Università di Udine, che peraltro nasce dopo il terremoto, con le firme del terremoto, eccetera, eccetera. Ecco, col terremoto io ricordo l'università, lo stadio del Friuli, che purtroppo non si chiama quasi più così, ed è un male anche questo, invece l'Università del Friuli si continua a chiamare giustamente così, e il teatro Giovanni da Udine. Come vedete, due momenti importanti: la cultura, il teatro, i giovani, la cultura, il futuro con l'università, lo sport, che se fatto nel migliore dei modi è qualcosa di eccezionale, come l'amico professor Fabio Pressato ci può appunto insegnare ad ogni pie sospiro. Di questo io gli sono sempre molto estremamente grato. Sì, il Friuli è ancora un modello, il Friuli e l'Università di Udine possono essere e costituire un qualcosa di molto importante. L'invito che farei è appunto a non come dire, essere timidi, ma a proporsi, perché guardate che dialogando con tante realtà di tutta Italia, con gli altri presidenti delle associazioni territoriali di Federmanager, col Fasi, con Confindustria e Federmanager di tutta Italia, eccetera, non abbiamo niente di meno rispetto ad altri, anzi, molto probabilmente abbiamo idee, ingegno e, permettetemi, onestà, che non guasta assolutamente. Grazie. Grazie per aver definito timidezza quella che noi definiamo saggine, plasmaticamente, più friulani, però va bene, è una versione più... Io dico che è come un'anguria, no? C'è la buccia verde, no? Che è una buccia bella grossetta, eccetera. Se vai oltre la buccia, però poi hai il frutto che è di una meraviglia. Sfido chiunque a dire che l'anguria questa la userò Sì, da me nel 2026 metterò. Grazie. Adesso chiederei per cortesia alla professoressa Stefania Troiano di aiutarci nella fase successiva di dialogo tra qui e qui. Io mi sposto un attimo su questa sedia. Qui che così, o di là, così. Dai, allora, sì, io invito per questa seconda parte allora la professoressa Brollo, la professoressa Compagno, il professor Pressato, il professor Marangoni. Non si schioda. Perfetto. È epico questo. È epico, così, però io sono già approfondato. Io vi ringrazio e ho questo grande onore di moderare quelli che sono per me 4 punti di riferimento, e lo sono per tutto l'Ateneo e non solo. E qui avete, partendo dalla destra, la professoressa Marina Brollo, ordinaria di diritto del lavoro, già preside della facoltà di economia, l'ultima, poi abbiamo la professoressa Cristiana Compagno, professoressa emerita, già ordinaria di economia e gestione delle imprese e nostra rettrice, il professor Marangon, mio maestro, che è ordinario di economia agraria, alimentare, destino rurale, questa è la dicitura, e poi abbiamo il professor Flavio Pressacco, professore emerito, già ordinario di matematica finanziaria e preside della facoltà di economia. E proprio da lei io vorrei iniziare, perché durante questa seconda parte tratteremo proprio dei progetti didattici e il professor Pressacco è stato l'iniziatore, come possiamo definire, il creatore di questa iniziativa per noi molto importante, il corso di etica ed economia, che è partito nell'anno accademico
2006-2007, grazie alla collaborazione dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti di Udine e dell'Associazione Etica ed Economia. Un corso che è andato via via ampliandosi, perché è partito a favore delle studentesse e degli studenti del nostro Ateneo, poi però si è aperto sul territorio e ha inglobato anche gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie, delle superiori, prima della provincia di Udine, poi della provincia di Pordenone. Poi è divenuto un corso di aggiornamento e poi è divenuto anche un laboratorio e da sempre a mano presentato dei seminari molto interessanti, presi non solo e presentati non solo da docenti dell'Ateneo, ma anche cogliendo buone pratiche, casi studio sul territorio. La cosa mi anima non poco perché insomma ho imparato tanto anch'io da questo corso. Allora chiedo al professore Pressacco se ci vuole spiegare per bene come e perché ebbe origine questo corso, che sulla base di quello che diceva prima Daniele Damele era visionario, perché la crisi del 2008 ancora non c'era stata. Eppure guardava e cercava di proporre al territorio una visione che poi è divenuta un punto interessante in virtù proprio della crisi e si proponeva in effetti come corso a favore di tutta la comunità. Questo ho trovato scritto nelle carte. Grazie. Grazie perché da pensionato non nostalgico, ma comunque che ricorda sempre con piacere il passato, ricco di emozioni e anche di opportunità. Come dire, è bello ricordare momenti certamente significativi e io che sono stato allenatore, più che giocatore del basket, devo dire che apprezzo molto quando in queste iniziative si fa squadra e non si fa soltanto e non si celebra un solo protagonista, ma si dà l'idea e la sensazione della squadra, che fu, secondo quanto dicono tutti, il segreto della nostra facoltà di economia, originariamente scienze economiche e bancarie, e quindi della capacità di, tipicamente capite, una facoltà interdisciplinare, che naturalmente proprio per questo ha delle opportunità straordinarie e si riesce appunto a fare squadra e a cogliere i messaggi. Qui, come è stato detto, insomma, sfruttavamo l'interdisciplinarietà e sfruttavamo anche i rapporti sociali istituzionali. Dobbiamo sempre ricordare che la facoltà fin da subito fu profondamente inserita nel rapporto con il territorio e le associazioni, eccetera, e quindi è stata citata l'UCI, no? Unione Cristiani Imprenditori Dirigenti. Credo che all'epoca fosse importante, insomma, di questo. Io avevo molti contatti, in particolare con l'amico Spagna. Sì. Spagna, Bardelli? Sì, Bardelli, eccetera. E quindi, insomma, fummo in grado di cogliere le sollecitazioni affettuose, ma poi io ero circondato all'epoca da amici, in particolare ancora giovani ed entusiasti, e in particolare il professor Marangon fu immediatamente che, insomma, vedeva lontano e aveva la sensazione dell'idea che un'economia sostenibile fosse effettivamente quella che doveva porsi i problemi di intelligente utilizzo del suolo, di coerenza, come dire,
di non sfruttare veramente, ma di poter, insomma, queste cose che all'epoca erano visionarie e futuribili e oggi sono diventate forse ormai materia scontata, ma quella volta non era così. E io voglio brevemente concludere questa prima parte, dicono che ci sarà un secondo giro, ma quindi all'origine leggo qua Etica ed Economia, un documento, professoressa Marina Brollo, professoressa Cristiana Compagna, professor Francesco Marangon, professor Flavio Pressato, 5 CFU, crediti formativi universitari, e proprio si legge, come dire, di avere, e mi piace leggere la storia, perché Etica ed Economia è il titolo. Poi ci sono le varie, come dire, declinazioni, c'è finanza, professor Flavio Pressato, ambiente, c'è il professor Francesco Marangon, lavoro è della professoressa Marina Brollo e innovazione, professoressa Cristiana Compagna. Quindi leggo il manifesto. Quindi il nostro acronimo era FALI rispetto a FASI. Il primo manifesto, diciamo, che diceva, nel contesto della crisi economica, degli interrogativi che essa suscita nella comunità sulla appropriatezza dei comportamenti perseguiti in passato dai protagonisti del mondo economico, politico e sociale. Il corso di Etica ed Economia si propone di sollecitare dai partecipanti al corso una riflessione critica sulle possibili risposte a tali interrogativi. A me piace dire che prima si studia e poi si danno risposte, non mi piace fare il fenomeno che dice ma bisogna fare così, bisogna fare così. No, siamo infatti all'università tipicamente. Aperto ovviamente agli studenti universitari, ma anche ai giovani frequentanti gli ultimi anni della scuola superiore. Ecco il tema del rapporto. Oggi purtroppo non vedo giovani e questo mi inquieta. Inquieta. Abbiamo avuto scorsa settimana una magnifica conferenza di Fabrizio Bianchi, anche lui. L'età media era di 70 anni. Cioè, questo è inquietante, voglio dire, magari forse i giovani però approfittano, poi ci collegano. Periodo di esami. Ma insomma, una volta è vero però che anche adesso, se mi consentite, l'università ha esami praticamente di continui e con questa scusa nessuno va più a frequentare, non dico i corsi, ma appunto questi interessanti contenuti aggiuntivi. E insomma, e quindi no, più in generale ai cittadini, vedete, desiderosi di saperne di più sui problemi del funzionamento della società. Esso fornisce quindi concetti e nozioni complementari e o differenziati da quelli canonicamente impartiti nei corsi di laurea della facoltà. Si vuole in particolare evidenziare la necessità di operare nell'azienda, pubblica amministrazione e nelle istituzioni di controllo e regolazione dei mercati, secondo criteri di, virgolette, responsabilità sociale e all'interno di regole condivise. Esattamente il messaggio che ci ha trasmesso prima, no? Daniele, nella sua. Quindi pensate 20 anni fa, già questo tipo. Il corso fornirà, eccetera, non mi dilungo perché ho già letto abbastanza, ma poi in particolare si ribadisce, verranno realizzati aspetti connessi alla finanza, all'ambiente, all'organizzazione del lavoro, all'innovazione e comunicazione, ai rapporti con la pubblica amministrazione, attività che si vanno evolvendo nella percezione sociale e che quindi propongono nuovi interrogativi e richiedono nuove soluzioni nei rapporti specifici per il loro impatto con i consumatori, il territorio e gli stakeholders, nei rapporti, cioè sia interni che esterni all'impresa, sia domestici che in paesi di diversa cultura e tradizione. Ecco, credo che questo sia sostanzialmente, io poi ho, come dire, avuto l'onore di fare la prolusione e, essendo io appassionato di storia, anche se per l'amor di Dio, insomma, mi vergognerei di definirmi uno storico perché non lo sono assolutamente, la prolusione si intitolò Cenni sull'etica nella storia del pensiero economico.
e iniziava. Vi propongo di dimostrare in questa lezione introduttiva al corso di etica ed economia che, contrariamente ad un'opinione molto diffusa, parola che già sentito proprio prima, i legami fra economia ed etica sono sempre stati molto stretti e che l'idea che morale ed economia rappresentino due categorie separate o addirittura contrapposte risulta un punto di vista obsoleto. E incominciare quei vari titoli a partire dalla Genesi. Il primo a dire parole forti sul legame tra etica ed economia fu probabilmente l'estensore della Bibbia in Genesi 3,19. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane. Può sembrare una minaccia, ma è anche una potente legittimazione al godimento dei frutti della terra, prima gratuiti o comunque appropriabili in un'atmosfera paradisiaca, vi ha diritto solo ciò che è costato fatica. Già qui il lavoro si configura come fattore, anzi l'unico fattore, di legittimazione all'appropriazione dei beni necessari al sostentamento. Noi diciamo correntemente, chi non lavora non mangia. E insomma, la finisco qui. E la pigliamo purtroppo ho letto proprio stamattina che mi pare che ci sia grave. Bene, ecco, con questo ho già detto troppo, ma insomma per dire la Genesi. Come appunto la Genesi. Perfetto. Grazie. Come vi ha ricordato il professor Pressacco, esistevano diversi moduli di questo corso. Uno era quello appunto gestito dal professor Pressacco e dedicato all'etica e alla finanza, un altro invece era dedicato proprio all'etica, alle imprese e all'innovazione, gestito dalla professoressa Compagno, che durante la seconda edizione del corso divenne rettrice e quindi si fece affiancare dalla professoressa Francesca Visinzin nella trattazione di questo importante tema, perché 20 anni fa concetti come responsabilità sociale, regole condivise da utilizzare all'interno e all'esterno dell'impresa cominciavano a divenire un argomento, diciamo, di interesse anche per le nostre piccole e medie imprese. Ecco, se ci vuole spiegare proprio il fondamento del suo modulo. Ma, innanzitutto, grazie Francesco, grazie Daniele Damele, grazie per ritrovarci a ripensare e a rivedere quel grande materiale didattico che avevamo, davvero di altissimo livello. Innanzitutto una battuta. L'Università di Udine e la nostra facoltà in quel momento sono stati visionari. Nel 2006-2007 pochi parlavano di etica, pochi parlavano di responsabilità sociale dell'impresa, ovvero etica, responsabilità sociale dell'impresa era un addendum rispetto a quello che un'impresa faceva. La differenza fra quegli anni e oggi è che la prospettiva non è più un addendum da aggiungere, un orpello da aggiungere, ma entra nell'identità stessa dell'impresa, soprattutto in Friuli, radicata nel territorio. È una differenza di prospettiva profonda questa. Quindi siamo stati visionari. Perché abbiamo come facoltà di economia, ma poi vi ricordo come rettrice, fortemente sostenuto questo corso. Università del Friuli saldamente legata al territorio. Lo scopo di un'università non è solo quello di trasmettere conoscenza, trasmettere nozioni, creare dei bravi professionisti, ma favorire quelle che si chiamano delle competenze e capacità di analisi critica. Quindi, in definitiva, che cosa
Potevamo insegnare una bella microeconomia, economia e gestione delle imprese, strategie di imprese, economia sostenibile, diritto, matematica finanziaria. Ma il punto vero che noi in quel corso abbiamo chiesto, ma a che fine? Qual è l'analisi critica che puoi fare? A che fine stai utilizzerai gli strumenti che ti diamo? Questa è la grande domanda che in quel corso, che era davvero genuinamente, sostanzialmente multidisciplinare, no? Perché conteneva tutti gli aspetti che poi confluiscono in quello che è il purpose di un'impresa, no? Dove l'etica è intrinseca, non è un addendum, è intrinseca in qualunque scelta economica. La tecnologia non è mai neutrale, contiene sempre e deve contenere un'etica, e in quei moduli di questo si è parlato, invitando dei grandi scienziati in aula. Mi ricordo la presenza di Brucinelli, un biologo molecolare, di Michele Morgante, genetista accademico dei Lincei, che sono venuti proprio a parlare di scienza, di tecnologia e di etica, parlando anche di temi molto, molto particolari, dove erano la genetica che modificava le piante, quale etica, come etica, insomma, quindi il messaggio che volevamo dare, e non solo vi insegniamo bene, no? E siamo una delle facoltà migliori in quel momento in Italia, no? Migliori in Italia, ma vi portiamo a chiedervi perché, a quale fine, come utilizzerete questi strumenti che vi diamo. E questo è stato un passaggio fondamentale e, come diceva, ma questo mi preme sottolinearlo, come diceva Flavio, gli utenti non erano solo i nostri studenti. Siamo andati nelle scuole superiori, siamo andati fino a Pordenone, era rivolto ai cittadini, così come ho letto il PDF che ci aveva mandato, che ci ha mandato Marangoni. Io ho trovato molto interessante il libro di Daniele. Il libro di Daniele non è un saggio, non ha una prospettiva accademica, è un vero e proprio osservatore civile. Cioè un osservatore civile sulla dinamica dell'etica in tutti gli aspetti della vita dei cittadini e della vita delle imprese. E di questo ti ringrazio, perché è di facile lettura, ma è proprio un osservatore civile che potrà continuarsi ad alimentare nel tempo e che ci sarebbe stato davvero molto utile nel 2006, quando abbiamo lanciato, prima della grande crisi del 2008, che giustamente ha colpito il rettorato della prima donna rettrice in Italia, no? Con il decreto Tremonti e tutto eccetera, prima di quella grande crisi avevamo già posto i temi che poi sarebbero esplosi, laddove non c'è etica c'è diseconomia, laddove non c'è etica c'è povertà. E poi io mi fermo qui perché poi ci ha dato dei tempi molto scannati, austro-ungarici, Franz, e due considerazioni poi alla fine. Se c'è. Grazie infinite. Passo adesso al modulo di etica e lavoro, gestito dalla professoressa Brollo. Ecco, io chiedo a lei di spiegarci per bene su quali sfide etiche poggiava allora la questione delle risorse umane nel mondo del lavoro, nel mondo delle imprese. Allora, innanzitutto parto anch'io ringraziando innanzitutto Flavio, perché è lui che ha avuto l'idea, ci ha scelti e ci ha messi assieme, e quindi è lui che ha avviato questo percorso visionario. E ringrazio oggi Franz soprattutto per averci riuniti e Daniele per averci dato l'occasione appunto di rimetterci assieme per commentare a che punto è l'etica e l'economia in questo momento. Beh, Flavio ci ha già ricordato, noi
eravamo visionari e abbiamo stilato una specie di manifesto dell'inclusione, ma non solo teorica, ma anche nei fatti l'abbiamo dimostrato, cioè in quattro, in un'ottica di parità di genere, che all'epoca non ci si poneva il problema, in un'ottica in cui appunto di confronto interdisciplinare, e invece l'abitudine era quella di parlarsi nel chiuso dei settori scientifico-disciplinari. Mi hanno accolto anche me che da giurista, quindi che ero talmente estranea rispetto a questo percorso economico, ma abbiamo saputo appunto incastrare e intrecciare tutte queste tematiche. Non solo, ma tutti e quattro abbiamo il passato comune dell'incubatore dell'Università di Trieste, anche, quindi avevamo anche quell'humus lì che ci teneva assieme, e tutti e quattro tipicamente friulani, diciamocelo, ecco, c'è anche questa caratteristica. Allora, e poi ecco, un'altra cosa importantissima che mi sono ricordata, 20 anni fa, che cosa è successo di importante nella nostra facoltà? 20 anni fa, proprio ricordarlo è importante in questi giorni di anniversario della sua morte, abbiamo laureato Don Pierluigi Di Piazza. È proprio nel 2006, sono andata a vedere il 13 gennaio, honoris causa, il 13 gennaio 2006, che abbiamo laureato Don Pierluigi Di Piazza. Flavio ha inventato questa cosa, ancora lui, e ha dato l'etichetta di imprenditore di solidarietà. Quindi c'era già tutto il manifesto di quello che volevamo fare, con questa brillante intuizione di mettere assieme appunto i valori economici con i valori etici, lo dico da giurista, i valori iscritti nella Costituzione. Quindi noi non abbiamo avuto nessun dubbio quali erano i valori di riferimento, erano quelli scritti nella Costituzione. E quindi se io parlo di lavoro, parlo non tanto come diritto del lavoro, ma parlo del lavoro collegato nell'economia, quindi con i piedi nell'economia. E con i piedi nell'economia qual è il primo valore? È il valore che deriva dal fatto che il lavoratore è una persona e che quindi se è una persona il valore fondamentale è la dignità. E la dignità è sempre stato un valore dominante per guidarci nelle nostre lezioni. Dignità che si ricollega a un'altra parola che mi ha detto. Oggi noi vediamo povertà. Oggi noi vediamo povertà crescente, che è una povertà che crea esclusione, e quindi il contrario di quello che noi volevamo fare. E questa esclusione è un'esclusione appunto che aumenta le diseguaglianze, che ci dà un po' l'impressione che noi siamo stati fortunati come generazione perché abbiamo potuto usufruire dell'ascensore sociale. Io mi considero una premiata dall'ascensore sociale, cioè di aver potuto raggiungere una certa posizione pur non avendo le basi di partenza, pur essendola costruita da sola. Oggi è molto più complicato. Perché? Perché la povertà è penetrata anche dentro il lavoro. Questa è la cosa che fa rinnegare i valori tradizionali. Cioè, oggi ci troviamo di fronte a situazioni in cui c'è una povertà nonostante il lavoro. E quindi sì, ha ragione Daniele, non basta guardare i tassi di occupazione, bisogna vedere quante ore lavorano queste persone, perché è occupato anche chi lavora un'ora alla settimana, 4-5 ore al mese, ma questa non è un'occupazione, perché 4-5 ore al mese sono la retribuzione di 4-5 ore al mese, e poi saranno le pensioni catalogate, proporzionate a quel tipo di attività. Quindi noi abbiamo avuto la fortuna di poter accompagnare questo momento in un momento in cui, per quanto riguarda il lavoro, c'era un'idea di diritti crescenti. Adesso noi dobbiamo fare i conti con diritti calanti, dopo il Jobs Act, dopo i contratti collettivi pirata, dopo tutte le novità del mercato del lavoro, abbiamo un futuro diverso. E quindi rinvio alla prossima puntata quello che stiamo facendo oggi per poter continuare a coltivare queste idee che appunto ormai camminano da 20 anni dentro di noi, anche se non sempre abbiamo fatto dei corsi, ma sono sedimentate dentro di noi. Grazie.
Bene, professor Marangon. Al professor Marangon era stato affidato il compito di trattare l'etica in rapporto all'ambiente. Tema non facile 20 anni fa, perché le era stato affidato il compito di descrivere l'ambiente come uno dei capitali a disposizione dell'imprenditore, assieme alle altre tipologie più, diciamo, convenzionali di capitale. Quindi il capitale naturale, l'ambiente, era la risorsa che lei doveva descrivere, far percepire non come un impiccio, come un vincolo, ma come un'opportunità. È stato semplice e come ha affrontato questa sfida? È stato agevolato quel tentativo di arrivare al risultato che diceva adesso Stefania, per il fatto, sempre in questo clima di amarcord che avete capito che questo quartetto sta vivendo in questo momento. Un'occasione così non l'abbiamo avuta, ovviamente, dopo ci incrociamo continuamente per vari motivi, però di parlare di questa nostra esperienza, di vederla in fila, abbiamo questa bella occasione, spero sia bella per noi essere qui a ricordare queste cose. È stato agevolato dal fatto che, facendo un passo indietro, la mia esperienza qui era già di per sé un po' particolare, non per essere troppo personale, ma la nostra, perché poi anche il comune a Stefania, formazione è quella di essere economisti agrari, ma entrambi siamo laureati in economia. Io provengo, come avete sentito, come tutti e quattro, come laurea dall'Università di Trieste, perché anch'io sono della generazione che non ha avuto la possibilità di iscriversi a Udine perché non c'era, e quindi abbiamo studiato a Trieste. Però lì ho scelto, data la mia provenienza personale, che definisco rurale, di approfondire nel mio corso di studi anche i temi dell'economia agraria. Quando sono arrivato qui, c'era già un docente di economia agraria e, lo ricordo un'altra volta perché fu lui il mio interlocutore di questa esperienza, il professor Mazza Fresoldo mi disse: ma c'è già un insegnamento di economia agraria, cerca di trovare qualcosa di un po' diverso. E io proposi un qualcosa legato all'ambiente. Fare un corso di economia dell'ambiente in un percorso di quella che si chiamava facoltà di economia, parlo degli primi anni 90, metà degli anni 90, era assolutamente anomalo, cioè era un'offerta strana. Però noi economisti agrari, che ci definiamo quelli economisti applicati che hanno le scarpe sporche di fango perché ci occupiamo di chi produce usando il suolo, come ricordava anche Flavio prima, abbiamo questa vocazione, per cui avevo già qualche periodo di esperienza su questi temi e qui mi arrivò un assist incredibile, il termine assist riferito a Flavio Pressato è veramente una battuta di bassissimo livello, dato come avete sentito che lui è stato ed è sempre legatissimo al mondo del basket. Il fatto di poter portare in un'esperienza così interdisciplinare, così ricca, con dei colleghi così interessanti e importanti come quelli che sono qui a fianco a me oggi, fu una sfida importante, per cui portai anche all'interno di questa esperienza questa lettura di una economica, cioè etica ed ambiente, ma da economisti, perché noi facevamo all'inizio quello che noi abbiamo proposto era un corso con tanto di esame. Io ancora, grazie al fatto che gli archivi non sono saltati, tirato fuori la lista degli studenti e delle studentesse con i relativi voti degli esami che hanno fatto di etica ed economia. Ci sono persone che oggi sono anche in esperienze altre importanti, accademiche, che hanno fatto il corso di etica ed economia prendendo dei voti e hanno sostenuto l'esame. Ed era un esame extra, cioè non era lo sceglievano, ma sono decine e decine di persone che hanno scelto all'epoca questa esperienza, per cui fu un'occasione per portare ad una platea così ampia questi temi che io già insegnavo in un corso che però veniva scelto da un gruppo ristretto di persone. Ma poi, come avete sentito, la cosa straordinaria era che ci fu la possibilità di parlare di un'economia che si occupa anche di queste cose, che si occupa di etica guardando anche l'ambiente e le risorse naturali, anche a studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. Noi iniziamo col Marinelli di Udine, con una convenzione, ma poi ce l'allargammo allo Stellini che è qua vicino, al De Galutti,
Cosa abbiamo avuto poi? Le filandere, che vi ricordo una scuola di San Vito al Tagliamento, l'ITIS di Spilimbergo, fecero una rete formalizzata per partecipare in maniera formale al nostro corso, che noi collocammo anche come orari, in modo tale da permettere la frequenza di ragazzi e ragazze che venivano da queste scuole qui a sentire i nostri corsi, i nostri seminari. Ecco, poter parlare dei temi del capitale naturale, delle risorse naturali, che sono da sempre state un fondamento dell'economia, in una lettura moderna, come una questione su cui confrontarsi da economisti con un approccio etico, fu un'opportunità bellissima, che subito accettai quando Flavio mi propose un coinvolgimento in questo progetto, anche perché l'ho segnalato citando Amartya Sen. Quando chiesi la tesi di laurea al mio compianto maestro, scomparso pochi mesi fa, il professor Mario Testamburgo, che insegnava economia agraria all'Università di Trieste, io chiesi di fare una tesi che feci proprio sulle cooperative, tra l'altro tema che oggi è presente di nuovo qui, perché abbiamo un corso che si chiama Minor dedicato alle cooperative, che viene proposto come formazione su questo tema. La cooperazione e le cooperative, anche da me ne affronta e emergono in qualche passaggio del suo libro, e chiesi proprio di fare questo perché vedevo nella forma cooperativa una forma di impresa che si poneva obiettivi diversi dal profitto, citato prima come obiettivo legittimo, ma non necessariamente totalizzante di un'impresa. No? Oggi queste cose hanno assunto profili diversi, ma sull'attualità magari chiudiamo il secondo giro, e quindi mi fermo qui per adesso come esperienza personale di quella bella storia di 20 anni fa. Grazie, quindi appunto sono passati 20 anni, sono cambiate tante cose, il contesto attuale pone nuove sfide. Professor Pressacco, avrebbe senso oggi un corso di etica ed economia? Ha senso di allora? Ma ebbe senso quella volta, e ritengo che a maggior ragione probabilmente ne abbiamo bisogno oggi, visto come funziona il mondo. Io vorrei agganciarmi a quella che fu poi un'esperienza personale, perché da questo rapporto fra etica ed economia mi posi il problema, dice sì, ma devo riflettere più a fondo su come la matematica interviene, che non è semplicemente l'idea di essere bravo a fare delle formule o a dimostrare dei teoremi, e mi pone il problema di indagare in che modo la matematica si legava all'etica e all'economia, e questo fu per me profondamente stimolante, tant'è vero che la mia ultima lezione, quando andai in pensione, si intitolò appunto Matematica, un gioco di parole, perché intendevo riflettere sul fatto che mentre un rapporto tra etica ed economia, l'ha ricordato Amartya Sen, eccetera, ma insomma, ben conosciuto, un rapporto fra matematica ed economia anche molto potente, ma dove la matematica giocava un ruolo per certi versi semplicemente di dimostratore o percepito monetario di certi risultati che si riteneva utile ottenere, e io invece pensai allora che mancava il terzo lato, cioè che mentre etica dell'economia e matematica dell'economia erano due lati di un triangolo, il terzo lato, cioè il rapporto fra matematica ed etica, sempre nell'impostazione economica, ma economico-sociale in realtà, con riflessi anche istituzionali, non era stato trattato, se non incidentalmente, ma quasi da nessuno, in maniera organica.
E quindi ne trassi spunto appunto per proporre un libricino, una specie di quaderno, che fu appunto matematica, gioco di parole, matematica ed etica nella storia del pensiero economico, dove appunto che si conclude con l'ultimo paragrafo, 12 paragrafi, matematica fra passato, presente e futuro. E anche qui vado a leggere rapidamente. Dove parlavo del ruolo della matematica, un ruolo perverso, in particolare in certi aspetti finanziari, ma non solo, di fare, insomma, da chi offriva praticamente un aspetto truffaldino, giocando sul fatto che la matematica è un'entità talmente difficile che intimidisce da un lato e poi però insomma, molti non necessariamente, mica anche ignoranti, no? Anzi, quando c'è una proposta con contenuto matematico rimangono folgorati e dicono vabbè, se lo dicono loro. E quindi questo è. E allora direi, queste sono delle vere e proprie truffe, dicevo, per pratico l'utilizzo della matematica, delle quali spesso nemmeno i loro esecutori materiali sono consapevoli, tant'è che le somministrano dagli sportelli bancari anche ai migliori amici o addirittura ai familiari. Saremo tentati allora di urlare meno matematica e più etica nell'economia e nella finanza. La mia proposta finale è profondamente diversa, non meno matematica, ma più matematica, cioè una matematica più etica. Ritengo che sia l'unica strada che le nuove generazioni di matematici applicati all'economia e alla finanza, e più in generale di tutti coloro fra gli economisti teorici e applicati che utilizzano metodologie quantitative, dovrebbero percorrere con grande impegno per riconquistare sia individualmente che come categoria professionale la fiducia dei cittadini. Credo anche qui di essere stato abbastanza profetico, perché oggi siamo di fronte all'utilizzo dell'intelligenza artificiale che pone esattamente questo problema. Perché altrimenti la capacità intimidatoria e anche, come dire, dittatoriale del modello matematico e tecnologico faranno strage molto di più della vecchia matematica comunque intimidatoria. Quindi siamo perfettamente, e bisognerebbe aprire un corso interdisciplinare su questo aspetto. Questo mi sembra di poterlo dire come assist al futuro e alle nuove generazioni di docenti e anche a quelle che ci sono ancora. Grazie, colgo io l'assist perché ha parlato di intelligenza artificiale e la professoressa Compagno prima parlava del fatto che ogni tecnologia ha un'etica. E oggi deve avere un'etica, c'è quella domanda che si diceva a quale fine. Allora era una provocazione, oggi questa domanda è diventata un'urgenza collettiva e sono molto d'accordo con quello che diceva Flavio. Due battute finali. Allora, e mi ricollego, è necessario parlare ancora di etica, è necessario sempre di più parlare di etica. Mi ricollego a quello che diceva Flavio e quello che diceva Marina prima sulla povertà. Noi stiamo assistendo ad un mondo che è sempre più diseguale. Okay? Le disuguaglianze sono aumentate progressivamente, cioè paradossalmente sono diminuite fra parti del mondo, dato il grande accelerazione della crescita del sud-est asiatico e della Cina, no? Perché c'erano
ma sono aumentate all'interno dei sistemi, cioè all'interno di quelle che vengono definite nazioni o grandi regioni. C'è un sud del mondo e un nord del mondo, chiaramente. Disuguaglianza evidentemente porta a povertà, ma disuguaglianza non è solo, e qui ovviamente le percentuali sono date, cioè il 10% no, dei grandi ricchi detengono il 60% delle ricchezza mondiali e gli altri sono sulla soglia, evidentemente stanno scivolando sulla soglia di povertà. Ma quando parlo di diseguaglianza, non parlo solo di diseguaglianza che porta a un impoverimento di larghissima parte, di larga parte dell'umanità. Non è solo un impoverimento di ricchezza, ma anche un impoverimento educativo. E questi legami, formazione, crescita, diseguaglianze, formazione e crescita, hanno degli effetti dirompenti nel perpetuare ancora delle diseguaglianze. Cioè, a Pechino un operaio prende 1.000, nelle campagne fuori prende il 25% di 1.000, mentre l'analfabetismo a Pechino è l'1%, nel Tibet è al 40%. Quando parlo di diseguaglianze all'interno di grandi regioni e sono diminuite fra regioni perché sono impetuosamente cresciute, è proprio questo. Possiamo parlare in questo modo anche degli Stati Uniti, che evidentemente hanno delle grossissime diseguaglianze. L'Europa è quella che ha l'indice di diseguaglianze inferiore a livello mondiale, perché è nata sul diritto, sul rispetto. Questo ancora ce lo portiamo dietro, no? Ancora non c'è stata questa. E quindi l'elemento di parlare di etica è sempre più importante, perché stiamo crollando a fronte di diseguaglianze che impoverimento di valore, impoverimento educativo e evidentemente non etico. Anche perché etico, dal greco ethos, che è costume vivere, poi viene portato da Cicerone, quindi in romano, dai romani, Cicerone in latino, che significa, viene un po' ampliata, incastrata con la morale, studia, è quella parte di filosofia che studia il ben vivere, come vivere bene. Ora, ci sono tutti gli elementi per distruggere questo ben vivere che arriva da ethos. Okay? Questo è uno. L'altro elemento assolutamente allarmante, e mi collego all'intelligenza artificiale, è questo. C'è una vastissima concentrazione nell'industria digitale, anzi nell'industria che fornisce servizi digitali, servizi di intelligenza artificiale. Una grandissima concentrazione nell'ultima fase della catena del valore, cioè della distribuzione dei servizi negli Stati Uniti. Abbiamo visto la delegazione in Cina. Trump accompagnava le big tech in Cina, le sue big tech in Cina, il suo capitalismo arrogante in Cina. Ora questi controllano, e con l'arroganza dell'algoritmo, l'arroganza del big data, controllano il digitale, quindi l'economia mondiale. L'economia mondiale. Oggi la globalizzazione non la si conta più in globalizzazione dell'interscambio commerciale, ma la si descrive in termini di banda larga. Quando si insegnava a noi si parlava di gigabyte, adesso parliamo di terabyte, e quindi chi controlla questa quantità di dati ha il dominio sull'economia mondiale. Ora, questa concentrazione da posizione dominante è pericolosissima ed è naturalmente non etico
perché laddove esistono monopoli si generano grandi accumulazioni di ricchezza, grande potere mondiale e contemporaneamente grande distruzione di ricchezza, grande povertà, grande impoverimento intellettuale, educativo, oltre che di valore. Quindi i pericoli sui grandi temi dell'economia e dell'etica sono davvero enormi in questa fase storica. E come dicevi tu Francesco prima, proprio confermato, cioè contestualizzare in ogni fase, declinare in ogni fase quello che è il pericolo dell'etica al concetto di etica in quel momento. Questo è fondamentale, la storicizzazione dell'etica, no? Quando si parlava di responsabilità sociale 20 anni fa era una cosa e oggi entra nell'identità delle imprese, no? Ma non c'era come storicizzare la questione dell'etica. Abbiamo questi due esempi di diseguaglianze mondiali tremende, posizioni dominanti su ciò che governerà il mondo, cioè il Big Data. E questo è veramente una minaccia per un nuovo corso di etica. Grazie. Professoressa Brollo, sembra che rispetto a 20 anni fa, da quello che ci avete detto, le sfide per la gestione delle risorse umane, per le risorse umane stesse, siano aumentate, siano più pesanti proprio da gestire. E quindi un solo modulo sarebbe opportuno o più moduli che affrontino i diversi temi legati appunto ai lavoratori, alle disuguaglianze nel mondo del lavoro, alle sfide che sta presentando l'intelligenza artificiale? Allora, la risposta è semplice, non può essere un solo modulo, ma deve essere un insieme di moduli, come abbiamo lavorato noi, interdisciplinari, e a conferma della sintonia che abbiamo sempre avuto tra di noi, Cristiana mi ha messo tutti i punti per completare il mio ragionamento, perché lei ha parlato di un capitalismo predatorio, ha parlato di una povertà che non è solo quella salariale di cui avevo parlato io, ma c'è anche la povertà sanitaria, la povertà educativa, e quindi ci stiamo chiedendo che cosa possiamo fare, quali misure possiamo distribuire, condividere, quali politiche attive possiamo fare per combattere questi fenomeni. Allora, siamo l'università, un'accademia, quindi è ovvio che la formazione per noi è importantissima, fondamentale. L'informazione e la formazione. Non a caso una delle nuove parole del diritto del lavoro è la trasparenza, quindi uno dei diritti di nuova generazione per i lavoratori è la trasparenza. Conoscere prima quale sarà la loro retribuzione. Sembra banale, ma però questo diritto prima non era garantito. Comunque, dicevo, formazione, e formazione in che senso? Ma nel senso di attivare l'inclusione, perché abbiamo visto che la povertà porta esclusione. E mi porta giusto diritta a uno dei progetti che abbiamo attivato noi nell'ambito del Dipartimento di Scienze Giuridiche, che si chiama, è il primo in Italia, il primo portale di diritto antidiscriminatorio. Si chiama Equal, vuol dire subito eguaglianza, ma di tutte le dimensioni, quindi si occupa non solo di quella che è tradizionalmente la diseguaglianza di genere, di generazione, territoriale, cioè tutti i profili delle nuove discriminazioni. E in questo portale appunto è online, è gratuito, open access, e facciamo informazione su quali sono i problemi attuali che stanno emergendo, le nuove diseguaglianze, con articoli come quelli del suo volume, Daniele, efficaci, scritti in modo semplice, immediato. Non solo, ma ci siamo appassionati alla cosa, per cui abbiamo anche lanciato, per andare oltre l'informazione, anche la formazione. Quindi abbiamo lanciato anche la prima rivista di diritto antidiscriminatorio italiana, che si chiama anche quella Equal, sono 3 anni che è nata, ha già avuto il riconoscimento del requisito di rivista scientifica, e quindi anche lì lo usiamo come strumento per seminare
politiche antidiscriminatorie in tutti gli ambiti. Quindi non è una rivista solo giuridica, è una rivista che si occupa delle discriminazioni, le mostra e anche mostra che cosa si può fare, ad esempio le certificazioni adesso. Noi sulla nostra rivista diamo delle istruzioni su come si fanno le certificazioni, cosa servono, pregi e difetti. Quindi continuiamo, come dicevo prima, continuiamo a lavorare su queste tematiche perché per noi sono fondamentali. Ultimo dato, visto che Daniele si occupa di pubblica amministrazione e pubblico impiego, nell'ambito dei percorsi didattici gratuiti, online, che riguardano tutta l'Italia, abbiamo varato un altro progetto che si chiama l'acronimo CLIP, che è Conversazioni di lavoro e impiego pubblico. Siamo già arrivati alla 5ª edizione di questi seminari di studi nazionali. L'incontro si svolge, sono 12 incontri in tutta Italia e chiudiamo sempre a Udine. Quindi vi do l'appuntamento per il prossimo alla chiusura, che è il 9 giugno, pomeriggio del 9 giugno, qua in Ateneo chiuderemo questo percorso annuale di CLIP, di formazione, perché anche nel pubblico impiego, in cui c'è un alto tasso di femminilizzazione, ci sono grandi diseguaglianze, basta vedere i vertici e la base. Grazie. Grazie infinite. Professor Marangon, avevo preparato per lei Brevissima, una domanda sì, molto cattiva. cattiva, breve ma cattiva. In realtà, appunto, sì, no, assolutamente no. Secondo lei la consapevolezza delle studentesse e degli studenti nei confronti delle tematiche ambientali sono migliorate rispetto a 20 anni fa? Sono più consapevoli, più sensibili o meno? Diciamo che, come emerge anche dall'analisi che abbiamo fatte, c'è una percezione di un innalzamento dell'attenzione e della consapevolezza e della sensibilità. Però quello che noi riscontriamo poi nelle nostre esperienze qui quando insegniamo è che non sempre questo si traduce, per esempio, in una disponibilità a un coinvolgimento diretto e personale in percorsi di formazione che approfondiscono questa cosa e anche in adesione ad esperienze, no, che noi facciamo. Ricordo che, portando all'attualità quell'esperienza che è nata 20 anni fa, dicevo che questo evento, per esempio, è all'interno del Festival dell'Arvis, ma soprattutto è riconosciuto dalla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, che nasceva nel 2016. Noi, per esempio, come Università di Udine, da alcuni anni, nell'ambito di un pacchetto di corsi che si chiamano corsi integrati, insomma trasversali, XL li chiamiamo, adesso non mi ricordo neanche più perché cambiano, XL rimangono, sono dei corsi di formazione che noi offriamo a tutti gli studenti e le studentesse dell'Università di Udine, indipendentemente da quale corso seguono, e uno di questi è dedicato allo sviluppo sostenibile. Cioè noi offriamo da diversi anni la possibilità a tutte le studentesse e gli studenti dell'Università di Udine di frequentare questa, che è un corso online, questo approfondimento che permetterebbe, secondo me, un legame ideale con l'esperienza che abbiamo fatto assieme all'epoca, perché i temi che abbiamo sentito, la finanza, l'innovazione, il lavoro, ovviamente l'ambiente, sono tutti all'interno del concetto dello sviluppo sostenibile. Quindi c'è una sensibilità, ma vedo difficoltà ad affrontare la cosa. E il passaggio della crisi, del lockdown, ci sta ancora condizionando. Ci stiamo accorgendo, noi che insegniamo a coorti di generazioni che hanno vissuto quel momento delicatissimo e particolare in fasi di età molto particolari, arrivano da noi ormai quelli che all'epoca erano non nella scuola secondaria, ma nella scuola secondaria di primo grado, quella che noi continuiamo a chiamare scuola media, perché è inutile che chiamiamo questi nomi, e ci accorgiamo che c'è questa difficoltà. Faccio un'affermazione che sembra una battuta anche sarcastica. Se oggi avessimo detto che questo incontro dava crediti e dava punteggi, forse quei 10-20 studenti li avremmo avuti. L'abbiamo pubblicizzato e promosso in tutte le forme, ma non c'è stata un'adesione. Abbiamo anche scelto la collocazione oraria e di giornata, sapendo che quest'aula alle 5-5 era piena di studenti e di studentesse che sapevano dell'evento e non ci sono. Allora la mia risposta è sì, ma non riesce a tradursi, e questa però è una responsabilità che io non è che accuso nessuno, ma vi pongo il problema del perché non riesco a incidere.
in questo senso. Quindi c'è sensibilità, ma a noi toccherebbe, con esperienze del genere, portarla ad un qualcosa che li porti ad affrontare in questo modo, che è quello con cui si parla di queste cose all'interno dell'accademia e dell'università. Fuori si parla in altro modo, nell'associazionismo, nel movimentismo, nel Fridays for Futures, che però fra l'altro è anche un movimento di cui non si sente più parlare. Anche questo non è bene, non è bene. Queste fiammate che si sgonfiano così rapidamente non sono un bel segnale per il futuro, per quello che ci aspetta nei prossimi anni, no? Quindi dovremmo tenere duro. Noi cerchiamo di farlo. Siamo un po' con un'età in cui ogni tanto qualche momento di stanchezza arriva, vero? Quindi è normale. Però insomma, ma noi anche sappiamo l'aspetto di fiducia da cui siamo partiti. Il corso è stato stimolato dall'esterno. Flavio, possiamo affermare, che voi chiedo, che l'esperienza 20 anni fa non sarebbe affatto nata spontaneamente dalla facoltà di economia se non ci fosse stata uno stimolo, un pugolo esterno. Cioè l'UCID, l'Associazione Etica d'Economia, un'associazione che si chiamava Etica d'Economia, nata alcuni anni prima, venne e ci fu un'interlocuzione e ci diede, diciamo, la base. Evidentemente c'era già un terreno fertile per partire, perché sennò non si sarebbe fatto niente. Però ecco, questa capacità esterna di connessione del nostro Ateneo è molto forte. Lo dico perché adesso darei la parola per la fase conclusiva ad uno che testimonia questo. Che testimonia il viceversa. Esatto, il viceversa. Quindi darei lo spazio a Diego Zonta. No, allora diciamo che io sarei rimasto ad ascoltarvi ancora a lungo perché effettivamente dal punto di vista di quello che avete trasferito dentro c'è poco veramente da aggiungere. Quello che posso testimoniare, essendo stato 15 anni fa fra quella decina di fondatori, diciamo, di Anima Impresa, che Anima Impresa ha trovato a sua volta un humus fondamentale. Non a caso è nata a Udine, per quello che era stato fatto prima, per quello che voi avete fatto prima, e da lì ci sono stati i germogli che hanno permesso a una manciata di persone eterogene, perché arrivavano, diciamo, da diversi ambiti, dall'associazionismo, associazioni di categoria, dalle imprese, dalle professioni, di dire ma cerchiamo di sensibilizzare le imprese, soprattutto le PMI, perché diciamo la nostra ragione queste sono il tessuto imprenditoriale, e quindi andiamo a vedere effettivamente, a toccare con mano e portare quello che voi avete ben trasferito e ben raccontato. E l'inizio è stato difficile, ovviamente, come in tutte le cose pionieristiche, come avete detto voi prima, perché non voglio dire che venivano sbattute le porte in faccia, però sicuramente non ci mettevano il tappeto rosso, nel senso che in effetti fare questo percorso di sensibilizzazione è stato complicato, però ne valsa la pena, perché diciamo 15 anni dopo trattasi di un'associazione che a livello nazionale è riconosciuta. Oggi insomma sicuramente mettiamo vicino più di 200 fra imprese, dalla microimpresa alla multinazionale, con un gruppo giovani, proprio per citare quello che si diceva, quindi anche la sensibilizzazione che è in crescita continua, ed anzi abbiamo, credo, messo le basi anche per un tema di successione generazionale che come sapete è uno dei temi è un tema di sostenibilità nelle piccole e medie imprese o nelle imprese familiari. Partito dall'Elettric Veneto è un tema di sostenibilità. Noi abbiamo cercato nel nostro piccolo di farlo internamente, facendo germogliare, diciamo così, un po' questo gruppo giovani che ci dà la possibilità di
ragionare, ci dà degli spunti per capire come effettivamente oggi una certa fascia ambientale agisce a queste tematiche. Quindi in primis un ringraziamento, perché se non ci fosse stato questo 20 anni fa, questo inizio, questa intuizione importante, non ci sarebbe sicuramente Anima Impresa. Poi Anima Impresa ha fatto tantissime cose, diciamo, in questi 15 anni, anche tangibili, mi sento di dire, nel senso che, quindi, visto che siamo nella facoltà di economia, siamo in economia, dobbiamo dire che oggi a livello territoriale, con iniziative come il microdono, quindi quello che ormai in tantissime aziende, 15-20 aziende, tutti gli anni ci sono appunto i dipendenti, il personale delle aziende che dona attraverso la loro busta paga un divise ad un'associazione, l'impresa poi raddoppia, e quindi questo ha permesso in questi 15 anni decine di migliaia di euro a favore di queste associazioni del territorio, piuttosto come il Last Market, dove abbiamo contribuito a sensibilizzare, che abbiamo fatto risparmiare tonnellate di derrate alimentari che sarebbero andate buttate, e tante altre, quindi tutto questo per evidenziare gli impatti diretti. Poi tutta la tematica formativa, tutta la tematica anche sin dalle scuole medie, quindi anche noi del nostro piccolo abbiamo fatto un percorso per cui oggi vediamo i frutti, perché chi ha iniziato una decina d'anni fa, oggi magari nel gruppo giovani, piuttosto che lavora in aziende dove abbiamo avuto veramente tanti casi in cui piccole e medie imprese, delle persone più giovani che si sono avvicinate all'anima impresa, ci hanno ascoltato delle decine di lezioni che magari di formazione che abbiamo fatto nelle scuole superiori, adesso sono personale di queste imprese, perché guardate che esiste un'associazione, associarci, quindi questo sono stati decine di casi. Quindi una contaminazione che è un po' la parola chiave che ci ha sempre dato, perché abbiamo trovato in questi nei primi anni, andando a bussare alle aziende, difficoltà, ma alla fine quello che dicevamo era: guardate che voi state già facendo welfare, state già facendo qualcosa per i vostri dipendenti, per il vostro personale, anche chiudere in queste imprese, in queste diciamo officine, dove il venerdì pomeriggio veniva chiusa la serranda e veniva tagliato il formaggio e le web. Cioè, alla fine, in modo molto bravo, un'impresa di 4-5 persone, alla fine cementavano il gruppo e quindi, ditelo, contaminate in modo positivo, e questo è stato un po' la nostra diciamo, password, il nostro, diciamo, mantra con cui abbiamo seguito. Il Friuli Venezia Giulia, secondo me, è una eccellenza da questo punto di vista, lo dicono anche i dati sul tema, ad esempio, delle società benefit di cui si parlava. Siamo quella regione che ha, una delle regioni, se non la regione che ha la massima incidenza a livello nazionale, quindi non è un caso, vuol dire che c'è una predisposizione, ma vuol dire anche probabilmente che in tempi non sospetti qualcuno, no, come i presenti, ha fatto un'attività di semina importante, questo anche per collegarmi da Pro. E quindi vuole essere sicuramente un ringraziamento. Noi andiamo avanti con caparbietà, ma vediamo che stiamo ottenendo anche dei buoni risultati. Tutto bene. Tra l'altro, dei buoni risultati devo rimanere qui, che sono legati anche al fatto che un'impresa collabora con gli Stati Uniti, e la professoressa Troiano è referente in questa convenzione che abbiamo, premi di laurea, così. Grazie.